Oggi a Vittorio Veneto ospite di eccezione per un'inaugurazione tutta dedicata al mondo del fumetto. Ciputi, insomma, un protagonista che ancora viene molto seguito. Com'è nata la storia di questo personaggio? Come l'hai ideato? Tanto oggi siamo qui perché è il 1° maggio e Ciputi è la sua festa. È nato per caso fra le tante vignette, probabilmente in quel periodo io abitavo a Milano, probabilmente l'ho visto per strada e gli ho fatto il ritrattino e poi ho capito che era un personaggio che funzionava bene e è andato avanti per 50 anni. Secondo lei perché questo personaggio, nonostante sia cambiata la società, ancora è molto seguito? Beh, non so quanto ne ha, devo dire la verità, però perché la società è cambiata molto profondamente in questi 50 anni. Però insomma la sua saggezza, il suo saper fare bene il suo lavoro, credo che sono ancora cose vere. Lei è anche noto per un altro personaggio tanto amato dai bambini, insomma, la Pimpa, che ha Mhm. accompagnato generazioni. Anche lì com'è nata l'idea di questo? L'idea è nata per gioco, con mia figlia piccola sulle ginocchia, facevo dei disegnini per lei, è uscita fuori questo personaggio, gli avevamo messo i pallini rossi così si vede bene e anche quella dopo un po' ha cominciato la sua strada, adesso va da sola. Tra Ciputi e la Pimpa c'è qualche preferenza? Sono personaggi che ama alla stessa No, maniera. sono tutti e due figli miei, come si dice in questi casi. Secondo lei, con la società odierna, quanto il fumetto può essere veicolo di un messaggio sociale anche tramite un linguaggio ironico? No, molto, perché il fumetto è un linguaggio molto forte e adesso ha delle concorrenti molto robuste in tutte le cose digitali, nel web, eccetera. E quindi è tutto da verificare, perché io non so più cosa succede in quei mondi lì. Un consiglio ai giovani illustratori? Giovani illustratori, bisogna lavorare, non c'è altro.